Benvenuti a questa nuova puntata di Prase On Air, il podcast Prase in diretta dallo stand MDG Group Paese. Oggi ho due ospiti speciali, Luigi Schiavone del nostro team pre-sales, che però abbiamo scoperto nel tempo libero si dedica anche alla nail art. Sai come si dice la persona che fa le unghie? Me lo hanno detto. Lo sapevo, ma mi sono dimenticato. Dillo tu. Onicotecnico. Vedi? Invece Matteo Trevisan del team Customer Care, che se vi si rompe qualcosa in casa, mensole, chiodi eccetera, lui viene e ve le ripara. Sì, volentieri. Ha anche uno shop su Etsy dove ha delle mensole e oggetti in legno fatti. Posso eventualmente anche fare dei burattini alla bisogna. Questo è oltre il parcheggiatore. Oltre al parcheggiatore abusivo. Però ai noi non siamo qui a parlare delle loro passioni lavorative. Belle passioni, fra l'altro, se posso permettere. Sì, assolutamente. Sì. Siamo qui a parlare del brand che ha tappezzato tutta Ise, metro, stazioni, aeroporti, scale. Sì. Questo verde. Nelle questo toilette verde, non ho visto, però. Questo verde ricorrente, diciamo, ha invaso Esatto. tutta l'exhibition. Esatto, che Shure ha lanciato un nuovo prodotto che mi direte voi quale, l'abbiamo scoperto tutti ancora prima di anche uno, anche se non vuole vederlo, lo vede. Diciamo che per sbaglio ti ci si scontri, diciamo, Esatto. facilmente addosso. Beh, finalmente, diciamo, è arrivata questa barra all in one, anche di Shure. Finalmente. La barra che rimuove le barriere. La barra che abbatte le barriere, Mamma. esatto. Sì. è stato il punto d'arrivo, però. Sì, è stato, diciamo, un percorso abbastanza lungo, perché nel frattempo comunque Shure aveva presentato dei pacchetti o dei kit che ci permettevano comunque di equipaggiare le sale di piccole o medie dimensioni con un processo di configurazione molto semplificato, molto veloce, con gli IntelliMix Room Kit. Proviamo a fare chiarezza. Proviamo a fare chiarezza. Partiamo dal Una volta. In quel tempo. No, come abbiamo detto poco fa al tour, in realtà oggi possiamo dividere in tre sostanzialmente le famiglie, l'offerta Shure, no? Una è certamente quella a cui siamo ormai abituati, che è quella relativa ai prodotti Microflex, quindi che sia tendenzialmente array microfonici, ma abbiamo sempre parlato di ecosistema, perché per Microflex Advanced sostanzialmente abbiamo dal microfono al diffusore, ormai diciamo anche in diverso formato, non solo diffusori PoE Plus, ma anche diffusori passivi, per cui c'è tutto, e in mezzo c'era ovviamente la parte di calcolo, DSP, IntelliMix o IntelliMix Room, insomma la parte a cui siamo stati abituati e che abbracciava sostanzialmente tutte le applicazioni di tipo teleconferenza, dove se parliamo di teleconferenza parliamo solo di audio in quel caso, no? Sostanzialmente sì. A seconda dell'applicazione, con i diversi microfoni array, con DSP a bordo, anche rinnovati nel tempo, nel senso che vedremo a breve l'MXA 320, quindi una versione rinnovata del 310 più completa, che ci consentono sostanzialmente di coprire dalla huddle room, dalla piccola sala, alla boardroom, o anche a grandi ambienti, quando abbiamo visto, insomma, utilizzato l'MXA 920 per applicazioni più spinte, per aree anche più grandi, anche più estese, e anche per diverse applicazioni diverse rispetto al canonico teleconferenza, no? Anche in applicazioni particolari in alcuni progetti. Comunque questo è il pacchetto che siamo soliti configurare con Shure Designer, a cui eravamo, diciamo, abituati, molto vicini sicuramente al sistema integrator, per cui c'è una parte certamente di plug and play, ma c'è una buona parte, una buona fetta di configurazione, interazione, se vogliamo taratura. In mezzo, dall'anno scorso, ci sono stati i kit, IntelliMix Room Kit, in 4 diversi formati, che hanno visto l'integrazione in collaborazione con Adley anche della parte telecamere, per cui a seconda della dimensione della sala, poi sostanzialmente, Matteo, abbiamo i diversi kit con una o più telecamere a seconda del kit, ma sostanzialmente anche uno o più 902 in questo caso, che sono appunto i microfoni che ereditato per certi versi, anzi rilanciato
Grazie insieme ai ai kit, kit, sì. però sostanzialmente parliamo di dispositivi molto vicini al mondo dell'IT, ma parliamo di kit Molto completi, diciamo. completi, addirittura dei cavi, per cui non devo fare altro che fare l'unbox come piace a Possibilmente voi del riprendendoti. marketing. A noi del marketing. Possibilmente sì, possibilmente riprendendoti mentre fai l'unboxing. Tanto siete voi che riprendo quando facciamo gli unboxing. Bene, quindi avete Sì, poco no, da i più ridere. giovani, non I più non giovani, noi. sì. Anche perché noi nel tempo libero abbiamo ben altro da Sì, fare. No, è vero, non avete tempo giustamente. Uno shop E, online da gestire. i diversi kit appunto con 1, 2 MXA 902, con uno o più telecamere a seconda del kit, ma il concetto è questo: faccio l'unboxing, praticamente devo preoccuparmi solo della connettività a internet e di configurare l'MTR. Ecco, la novità vera e che si differenzia in termini di MTR rispetto a tutta l'offerta poi che c'è è l'integrazione di IntelliMix Room Software, che già conoscevamo, con qualche algoritmo più spinto, tipo, ci provo, la dereverberization, Denoising e il denoising, e anche la GC. anche la GC, Riesci a dire in italiano deverbalization. dereverberizzazione, Volevo farti notare però che devo- Shure nel software ha scritto The Reverb. è dereverb, È molto più comodo. che è un algoritmo molto difficile da realizzare, che è una peculiarità appunto di IntelliMix Room, che abbiamo visto integrato quindi con i kit seconda famiglia, quindi prima famiglia MXA, MX Advanced, con tutto l'ecosistema, seconda famiglia IntelliMix Room Kit, fino a, lascio a Matteo, Fino ad arrivare alla semplificazione, diciamo, più ampia possibile, che è quella che appunto l'oggetto verde che ha tappezzato la fiera ci permette di raggiungere, diciamo. ci piace come nome, il bar Esatto, Bar Pro, esatto, poi esatto, Pro. È Ampere. effettivamente una barra all-in-one, con appunto all-in-one prevede anche la presenza dei dispositivi video per portare la conferenza anche a questo livello, e un array microfonico integrato idealmente abbastanza simile al 710, un po' più spinto. è un po' più spinto in termini di ricezione, di copertura, che ci permette di gestire qualsiasi applicazione in ambiti medio-piccoli, quindi anche l'integrazione in Designer con altri dispositivi Shure alimentati direttamente dalla barra, perché la barra a bordo ha uno switch a 4 porte poi che permette appunto il collegamento di altri dispositivi. Questo ci permette sì di implementare per esempio banalmente la barra prendendone al muro e dandogli l'ottimizzazione per la sala, ma anche di prevedere altri dispositivi in giro per la stanza per migliorare la copertura o anche la ricezione, diciamo, in base alle necessità. Ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che è una barra, Certo. quindi un auditorium Non si fa, Forse non lo non lo fai farei, per quella. nemmeno una boardroom, diciamo, però insomma per Dipende. applicazioni dalle dimensioni più compatte è una soluzione molto veloce e anche in questo caso molto vicina al mondo IT. al mondo certo. Quindi sia per tempo di configurazione e di installazione, sia proprio per le competenze che sono necessarie per poi portarla al funzionamento ottimale. Ok. Quindi sì, ha tappezzato la fiera e ci aspettiamo anche che tappezzi tante sale. le vostre sale, Esatto, riunioni. esatto. Potremmo proporlo come nuovo slogan. Esatto. Tappezza le tue sale. Altre cose? Mi sono Bah, piaciute, basta, questa era da Facci dire. tu le domande. Ci saranno dei corsi su questa barra? Ci saranno i corsi, Corsi, grazie per la domanda. magari non sulla barra o comunque No. sia in parte diciamo di altri sì. corsi di programmazione sul sì. Sì, abbiamo ripreso quelli che erano le vecchie, diciamo, certificazioni MXA, Sì. le abbiamo riproposte a fine anno, non come certificazione in senso stretto perché ci è, diciamo, piaciuto andare incontro alle esigenze dei clienti e integrare una parte quando l'abbiamo fatto in azienda di hands-on che replicheremo anche in giro, che significa proprio poter vedere in azione anche l'IntelliMix Room Kit, che non faceva parte, diciamo, del mondo appunto MXA, anche perché nel corso dell'anno scorso sostanzialmente si è rinnovato il software sul designer
Era un po' che non facevamo appunto attività di training e le faremo sicuramente durante il 2026 sul territorio. Anche perché oltre a, e cito anche delle novità, non solo dell'anno scorso di ISA, ma che abbiamo visto poi operative nel corso degli ultimi mesi, abbiamo integrato una parte di Microflex Wireless Next 2. Sì. Scusate. Che è appunto la versione rinnovata di Microflex Wireless, a seconda ovviamente dei dispositivi da 2, 4, 8 canali con trasmettitori rinnovati, con i vari formati per i vari trasmettitori. Molto semplice dal punto di vista dell'utilizzo dell'utente, ma che meritava comunque, diciamo, dell'attività appunto di formazione e che abbiamo integrato in questa parte. Quindi nei prossimi mesi, quando saremo attivi con col corso, con queste attività, anche in giro, non in azienda, non solo in azienda. Sicuramente vedremo anche questa parte. Ok, bene. Ok. Quindi vi daremo notizie sugli unboxing, Sì. prima cosa, Sì. sui E anche- prossimi corsi. E anche su sulle questa nuove nuova barra, sfumature, diciamo. sulle nuove sfumature delle unghie di Luigi. Sì. Sì. Volete dire ai vostri canali dove possono trovarvi? Beh, Ma non sì. cercate, Io Lane Art. Io consiglierei di non cercarci. Meglio. Esatto. Usare Sì. solo i canali Prasi ufficiali. Sì, Esatto. tendenzialmente creiamo hype. Anche per tenere, passaparola, la e per dignità tenere come stella polare nella vita, diciamo, in generale. Va bene. Ok. Bene, Grazie. qui tagliamo. Grazie ragazzi Grazie. per questa. Ci parlato di Shure e noi ci vediamo alla prossima puntata di Prasanero. Grazie. Grazie, ciao.